Ciao a tutti ragazzi che siete entrati a vedere questo video. Sono salito per un centinaio di metri di dislivello dalle località Scesare, che è qui sotto, a fare una brevissima passeggiata per venire a vedere il villaggio preistorico del Monte Corgnon, che è praticamente il monte che domina l'abitato di Lusiana Conco. E appunto in cima a questa montagna, che era da un po' che premevo per venire a vedere, ho trovato questo villaggio preistorico perché, come sapete, quando vado a escursionare, diciamo, non mi informo mai più di tanto sul percorso, su cosa troverò strada facendo. Innanzitutto ho trovato questa bellissima croce di vetta che avete appena visto, e questo villaggio preistorico, devo dire, è veramente interessante. Mi sono un po' documentato, adesso arrivato qui hanno ricostruito praticamente il luogo di lavoro del tessitore e del ceramista. Durante il Neolitico ci sono state le prime attività dell'uomo in questo monte. Adesso non vi dirò per filo e per segno quello che ho letto, perché ho letto così velocemente. Però ho visto che durante l'età del bronzo questo monte era appunto stato adibito a villaggio proprio rinforzato, diciamo, protetto e tutto. E qui si sono svolte le prime attività umane, diciamo, e questo villaggio è stato ricostruito fedelmente sulle macerie di questo villaggio che c'era tanti millenni fa, secoli fa. Quindi niente, devo dire che è veramente interessante. Ho visto però che è aperto solo tra maggio e novembre, mi sembra di ricordare, se non erro. Quindi appunto breve passeggiata in questo monte di 913 metri, appunto un centinaio di metri di dislivello dalle località Scessara dove ho lasciato l'auto. Mi dispiace un po' sia andato via il sole, perché quando sono salito c'era, pur flebile, ma c'era. E adesso niente, siamo circondati di una coltre di nubi basse. Niente, adesso sosterò qui per qualche minuto, dopo mi riavvierò verso le auto. Ecco qua alle mie spalle il villaggio preistorico. Guardate, guardate, non si vede. Qui ci sarebbe però la pianura verso dove abito io. Lei è una pace incontrastata qua su. Intanto guardate, vi mostro per bene la ridente frazione di Piazza Campana, poco dopo località Scesare salendo. È un bel ammasso di case, tutte vicine, tutte concentrate. Questo invece è quello che resta del sole di oggi. Nulla. Bene, dopo avervi fatto un piccolo tour panoramico, penso che io possa congedarmi da questa escursione, camminata, chiamiamola col suo termine. Spero che appunto il villaggio preistorico del Monte Corgnon vi sia piaciuto per quel poco che vi ho mostrato. Sarebbe interessante venire su quando apriranno questa primavera, perché ho visto che fanno proprio dimostrazioni dei lavori che vi ho un attimo elencato prima. Ci sono dei fabbri, dei ceramisti e il tessitore che fanno la dimostrazione dei vari lavori fatti ai tempi addietro. Quindi se per caso aveste questo interesse, secondo me fareste bene a tenerlo in considerazione. Per intanto qui dai 913 metri del Monte Cognon io mi congedo, vi saluto e ci vediamo alla prossima escursione. Intanto qui ho trovato, vedendo anche sulla mappa, le gallerie della prima guerra mondiale. Spettacolo architettonico a dir poco. Vedete anche qui sotto ce n'è un'altra. Prosegue sotto lì.